Che noi li faceva con sua madre. Con mia mamma. Non c'erano questi macchinari. No, ce li sognavamo i macchinari. E mi sta dicendo che lei convocava tutte le nipoti? Tutte le nipoti per aiutarci, con il tavolo di legno sulle ginocchia, ci mettevamo a fare la sfoglia sottile, perché doveva essere sottile, poi col bianco dell'uovo si incollavano, c'erano le canne. Le canne di legno ancora? Le canne, non queste d'acciaio come ora. E lei poi si metteva a friggere, noi continuavamo a fare le sfoglie e lei li friggeva, facevamo nottate intere. E il procedimento che abbiamo visto qua è quello di suo nonno? Sì. Esattamente come se lo ricordava Sì, lei? sì. Non abbiamo cambiato nulla. Ricotta di pecora, sì, di Santa Cristina, che è appena arrivata la ricotta calda, e viene tutto il cioccolato sempre, diciamo, al momento per dare quell'effetto crunch. Adesso prendiamo la cialda, spingendo fino a quando spunta la ricotta dall'altro lato, dopodiché si va a chiudere e sigillare. Noi abbiamo sempre guarnito il nostro cannolo con rossetta d'arancia e una ciliegina, un pizzichino di pistacchio e zucchero a vero. È il cannolo dei fratelli Bisca.